Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, buon inizio di settimana, buon lunedì, c'è ancora molta cronaca che vi dovremo raccontare in questa ora e mezza di racconto proprio del territorio. Vi dico subito che parleremo ancora di furti perché è una piaga che non si ferma e c'è un caso particolare, lo vedremo fra pochissimo, accaduto a Noale con dei ladri entrati in casa. Ne è nata una colluttazione col proprietario e c'è anche un quindicenne che si è ferito con le schegge di vetro della finestra infranta. E anche a Padova, lo vedremo fra poco sempre con Valentina Visentin, una spaccata in una via centralissima proprio della città del Santo. Ci sono ragazzini vandali, pensate, i genitori sono in pizzeria a mangiare e i figli che vanno a lanciare sassi e piastrelle contro una casa, immortalati anche in alcuni video. È successo a Montebelluna. C'è una banda di truffatori di anziani sgominata dai carabinieri a Treviso, 14 indagati, pensate, e un bottino che ha fruttato ai truffatori 125.000 euro. Insomma, questo e molto altro nella Focus TG di oggi, ma allora partiamo proprio da quanto accaduto a Noale. Andiamo subito da Ilaria Marchiori insieme a Sandro Ponchio. Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno a te Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Ovviamente come di consuetudine a mezzogiorno, quindi sentirete anche le campane perché siamo a ridosso di una chiesa. Siamo qui in realtà con il sindaco di Noale, Stefano Sorino. Benvenuto sindaco, adesso le daremo subito la parola perché appunto come anticipavi ormai i furti soprattutto in questo periodo sono molto diffusi in diverse zone. Una di queste è anche Noale, nello specifico la zona di Cappelleto, dove sabato sera è avvenuto un episodio che ha terrorizzato una famiglia residente poco distante da dove ci troviamo in questo momento, ma che ovviamente tuteliamo perché diciamo un protagonista in qualche modo è un ragazzo di 15 anni. La famiglia era appena ritornata da una cena, erano rientrati in casa quando ad un certo punto erano andati tutti a letto, lui ha iniziato a chiamare il padre dicendo stanno entrando dal portoncino. Il padre è subito corso giù mentre la sorella chiamava i carabinieri, che sono poi intervenuti poco dopo sul posto, e ha trovato il figlio dissanguato. In poche parole, per farla breve, fondamentalmente poi si è scoperto che i ladri, nonostante avessero sentito all'interno i residenti, insomma la famiglia, urlare, chiamare aiuto, avevano rotto tutte le vetrate del portoncino e il ragazzo, il quindicenne, è rimasto ferito ad un braccio, ferito anche in maniera abbastanza importante perché poi lo stesso medico del pronto soccorso ha detto che è stato molto fortunato perché avrebbe potuto recidere alcune arterie, visto che si trovava nelle zone anche del polso. Naturalmente tanta la paura, il ragazzino sotto shock, ma così anche la famiglia, vero sindaco? Sì, grazie. Innanzitutto noi esprimiamo massima solidarietà e vicinanza alla famiglia. Questo è un problema che insiste su tutto il territorio, non sul territorio solamente noalese. Noi come amministrazione stiamo cercando di prevenire il più possibile questi fatti criminosi, come migliorando l'illuminazione pubblica, intensificando le pattuglie della Polizia Municipale, che come Unione dei Comuni stiamo effettivamente migliorando. Anche la stessa caserma dei Carabinieri sta svolgendo un gran lavoro perché stanno anche loro intensificando i controlli. Sono fatti ovviamente spiacevoli che non vorremmo mai vivere, mai vedere, però ci sono e dobbiamo continuare a fare rete a livello di società. Noi siamo l'unico comune del territorio che ha mantenuto il controllo di vicinato e quindi questa rete tra la società civile e la pubblica amministrazione e le forze dell'ordine per prevenire questi fatti. Contiamo di migliorare ancora. Ecco sindaco, quello che lascia sconvolti è che questi ladri si siano comportati in maniera davvero spudorata, nel senso che si sentivano le grida all'interno, quindi si erano resi conto che c'era gente e che queste persone avevano capito che erano proprio lì fuori. Nonostante questo hanno provato comunque ad entrare rompendo questa vetrata. Eh sì, questo lascia perplessi per il modo in cui hanno tentato di entrare, per la dinamica. È chiaro che saranno gli inquirenti poi a verificare quello che effettivamente è successo.
non si capisce bene qual è la modalità, perché una volta sfondato il vetro e capito effettivamente, una volta che si sono trovati davanti il ragazzo, sono scappati. Per cui potrebbero essere degli sbandati e non dei ladri, come dire, professionisti, i soliti, come dire, topi d'appartamento. Come no? È chiaro che probabilmente è gente disposta un po' a tutto. Per caso lei ha avuto modo di parlare con la famiglia? No, non ancora. Stiamo lasciando metabolizzare un po' la cosa, dobbiamo ancora parlare approfonditamente con le forze dell'ordine, poi ovviamente saremo molto vicini alla famiglia. Ecco, come vi avevo detto, sul caso stanno indagando i carabinieri. Ringrazio il sindaco di Noale, qui da Cappelletta è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori. Dunque questo è il caso, insomma, che fa discutere, perché c'è un quindicenne ferito al braccio. Allora, fra poco andremo a Padova, dove c'è stata una spaccata all'alba in una via centralissima del centro. Ma allora, prima di andare a Padova da Chiara Gaiani, parliamo sempre di furti. Un tentato furto, lo dico anche alla regia, ringrazio Andrea Basso e Francesca Pezzo, un tentato furto che c'è stato a Zero Branco e che abbiamo raccontato ieri nei nostri telegiornali. Ancora una volta, dunque, vittime a tu per tu con i ladri. Guardate. Era qualcosa del tipo aperta qua e nel momento che noi venivamo lei si chiudeva pian pianino. Ore 20, un rumore forte e sordo e subito la corsa in salotto a vedere cos'era successo. Attimi, quelli che hanno diviso la famiglia Ferchiu dal trovarsi faccia a faccia con i ladri. Io grido da giù: Robert, cosa sta succedendo? Cosa stai facendo a quest'ora? È tardi, non disturbare i vicini. E lui mi fa: mamma, ma cosa state combinando? Cioè, in stesso momento abbiamo capito che c'era qualcosa che non andava, siamo corsi sia io che mio marito e in quel momento la porta del balcone si stava chiudendo. Venerdì sera, relax dopo lavoro, rientro a casa nella centralissima via Petrarca, a 2 passi dal municipio di Zero Branco, del figlio 24enne, e il pensiero che quei rumori fossero causati da lui. Siamo corsi tutti e tre in terrazzo non c'era nessuno. Mio figlio è sceso per le scale e è andato giù in strada, ha visto questa Mercedes grigia. I nostri vicini, anche loro, avevano segnalato questa macchina uscendo o entrando nel cancello di casa. Ci hanno confermato che era una Mercedes grigio opaco. Sarebbe infatti stata vista da più persone quella sera la Mercedes con la quale i malviventi hanno tentato di mettere a segno il colpo. 2, forse 3 malviventi ad ora ricercati dalle forze dell'ordine. Siamo interfacciati subito con la stazione carabinieri di Zero Branco, con la quale abbiamo un'ottima collaborazione, e abbiamo subito dato la possibilità, insomma, di visionare le immagini alla ricerca di qualsiasi indizio, quindi la targa della macchina, il modello, tutto che possa aiutare per trovare questi malviventi. Scavalcato il cancello del giardino, sarebbero saliti arrampicandosi dai tubi del gas, passato il terrazzo dei vicini, si sarebbero poi fermati in quello della famiglia, scassinando il balcone e la porta finestra. Scattata la denuncia ai carabinieri. La paura più grande, quando mi sono ripresa e ho preso coscienza di quello che era successo, ho ringraziato a Dio che non l'hanno preso dentro casa. In quell'attimo di timore tu non sai come reagisci e sicuramente, vederti attaccato dentro casa tua, non è che sai controllarti, non sei in grado di reagire in modo tranquillo e calmo. Dura la posizione del sindaco Durighetto contro i furti. Il comune ha già fatto la sua parte installando telecamere e inviando pattuglie in tutto il territorio. Ora chiede al governo di intervenire. Adesso servirebbe però da parte anche del governo una presa di posizione forte rispetto a questi reati, perché oramai, insomma, il governo Meloni è già da qualche anno in sella e tutti ci aspettiamo e ci aspettavamo da loro, una stretta rispetto a questo tipo di reati. Se si riuscirà a finalmente dare un segnale forte come nazione, ci auguriamo, insomma, che reati di questo tipo, reati predatori, possano essere in diminuzione. E allora andiamo a Padova, lo dicevamo prima, una spaccata in una via centralissima della città. Chiara Gaiani, buongiorno, insieme a Cristian Rocchi Allende.
Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Con Cristian Rocchaiende, come dicevi, ci troviamo esattamente in via San Fermo. Quello alle mie spalle è il Duca d'Aosta, vedete una lamina bianca nella vetrata, è proprio da lì che è entrato il ladro. Una azione rapida, chirurgica da parte sicuramente di un professionista, avvenuta poco dopo le 5 di questa mattina. Chiedo ai colleghi che sono in regia di mandare proprio le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza che vedono come fanno proprio vedere com'è avvenuta l'azione. Il ladro è arrivato a piedi, indossava un cappotto scuro, un cappellino di quelli da basket in testa, con una sega ha tagliato il vetro, pensate, nel punto che non era coperto dai sensori, quindi non è neppure scattato l'allarme. Si è introdotto all'interno del negozio e in 3 minuti di orologio è riuscito a ripulire tutti gli scaffali c'erano borse, c'erano accessori di marchi di lusso, Valentino, Céline, Chloé, un danno davvero molto ingente che non è ancora stato quantificato, ma parliamo di decine di migliaia di euro. E poi da lì è riuscito dal buco che aveva creato all'interno della vetrata e se n'è andato. Non è neppure scattato l'allarme. Dicevo, chi ha dato l'allarme? Una passante, una donna che ha visto questa persona entrare all'interno e quindi ha chiamato il 112 e le persone che sono nel negozio. Su questo colpo stanno indagando i carabinieri di Padova, che hanno effettuato un sopralluogo anche pochi minuti fa. Li abbiamo visti appunto entrare, parlare con le persone all'interno. Non è il primo colpo che viene fatto qui a questo negozio al Duca d'Aosta. 4 anni fa, a ridosso della pandemia, sempre nel periodo di Natale, un colpo fotocopia, un colpo che probabilmente è su commissione. Ovviamente su questo vi aggiorneremo nelle nostre prossime edizioni. Ringrazio Cristian Rocchaiende per la collaborazione tecnica e da Padova la linea può tornare allo studio. Grazie a Chiara Gaiani. I ladri, i rapinatori e poi i truffatori, lo dicevamo in apertura, 14 indagati dopo un'operazione dei carabinieri che ha sgominato una banda di truffatori. Vittime gli anziani, un bottino di queste truffe supera i 100.000 euro. Lina Paronetto, buongiorno. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Sì, siamo qui col colonnello Stefano Mazzanti perché c'è un'operazione significativa sia nei numeri che poi in quello che sono i risvolti sul territorio, perché è importantissimo davvero contrastare questo reato spregevole delle truffe agli anziani. Buongiorno colonnello, grazie per la disponibilità come sempre. 14 misure, abbiamo detto, 14 avvisi di conclusione indagini per questi soggetti, tutti campani con precedenti di un'età che va tra i 21 e i 57 anni. Cosa facevano e anche come hanno tentato di aggirare poi i controlli delle forze dell'ordine? Sì, è stata un'attività abbastanza complessa che è durata per un lungo periodo, che però ci ha consentito di far luce su questo gruppo criminale di origine campana che sostanzialmente metteva in atto la truffa cosiddetta della cauzione. È una truffa che va molto in voga in questo periodo. Si tratta di un gruppo suddiviso con vari livelli. Ci sono centralinisti, che coloro quali chiamano le vittime fingendosi dei finti carabinieri o dei finti poliziotti, e in questo caso prospettano la necessità di pagare una cauzione perché un loro caro è rimasto coinvolto in un sinistro stradale con esiti mortali o ferali, quindi c'è bisogno di questa cauzione. E una volta prospettato questo pericolo, si presenta un incaricato di un avvocato presso l'abitazione degli anziani per riscuotere appunto la cauzione, che può essere in monili in oro o in denaro contante. Qui parliamo di 21 episodi, colonnello, distribuiti un po' in tutta la provincia di Treviso, particolarmente nel capoluogo e nell'Interland, 8 tentati e appunto con questi personaggi che tra il settembre 2022 e l'aprile 2023, questi un po' i mesi a cui si riferisce l'indagine, sapevano il
fatto loro, perché ha messo in campo un po' di tutto per non farsi beccare. Sì, diciamo che abbiamo individuato diversi stratagemmi. Tra i principali sono quelli di utilizzare delle autovetture a noleggio, che sono difficilmente identificabili perché comunque sono intestate alle sedi legali delle autonoleggi e che in termini giuridici costano poco perché comunque sono macchine regolari. Inoltre alloggiavano in bed and breakfast spesso senza essere registrati, con la compiacenza a volte dei titolari, e utilizzavano dei telefoni cellulari che erano intestate o a persone inesistenti o addirittura a stranieri inconsapevoli. Ecco, tutti i sistemi che magari non impediscono che voi ci arriviate, ma che complicano sicuramente le indagini e allungano i tempi. Beh, sicuramente la tecnica che utilizzano è proprio quella, dilazionare il tempo in maniera tale che le attività investigative siano più complesse e con il trascorrere del tempo vengono meno le esigenze cautelari, quindi chiaramente sanno anche il fatto loro su questo punto di vista. Ecco, truffe agli anziani, che sappiamo essere purtroppo molto diffuse, quelle telefoniche nel nostro territorio, e i furti sono un po' i filoni su cui vi state concentrando in questo periodo. Che le truffe siano nel mirino giustamente degli investigatori lo prova anche un'altra operazione che ha portato all'identificazione e alla denuncia di un soggetto 56enne, anche lui campano, che di fatto faceva il galoppino. Cosa significa? Sì, il metodo è sostanzialmente lo stesso. Lui era la figura incaricata di andare nelle abitazioni a riscuotere la famosa cauzione, quindi è colui che suonava agli anziani, si presentava come incaricato di un avvocato e riscuoteva il maltolto. Operazione che hanno condotto i colleghi di Vittorio Veneto, quindi siamo nell'Alta Marca, che aveva fruttato purtroppo questa tecnica, questo soggetto, perché parliamo di 4 episodi e di un bottino di quanto? Parliamo di circa 50.000 euro. Quindi obbligo di dimora adesso per questo soggetto. La raccomandazione, colonnello, la ripetiamo, ormai la ripetiamo anche noi televisivamente fino allo sfinimento, ma cerchiamo sempre di ribadirlo agli anziani: tanta attenzione. Sì, tanta attenzione, di non credere a quando chiamano telefonicamente e soprattutto di fare sempre una verifica e denunciare i casi più strani, più inverosimili, perché poi sono quelli che ci danno lo spunto per arrivare ad attivare le attività investigative. Grazie. Allora Nicola, dal Comando Provinciale dei Carabinieri con Michele Zanetti noi restituiamo la linea, sempre ringraziando naturalmente il colonnello Stefano Mazzanti. A voi. Grazie a Lina Paronetto, grazie al colonnello Mazzanti e anche a Michele Zanetti per il supporto tecnico. Noi torniamo a Padova, fra poco ci colleghiamo con Lucio Zanato. A Padova, dove ricorderete la vicenda del B&B occupato a Ponte Vigo d'Arzere, è arrivato il foglio di via per la famiglia di Cinti che aveva occupato abusivamente lo stabile. Per 4 anni non potranno fare ritorno a Padova. Scattano i primi provvedimenti nei confronti della famiglia di Cinti, che per settimane ha occupato abusivamente un B&B a Ponte Vigo d'Arzere. Il caso era esploso mediaticamente con un intervento anche del ministro Piantedosi e in pochi giorni era stato risolto, arrivando ad una mediazione con i carabinieri che avevano convinto la famiglia a lasciare l'alloggio occupato da metà ottobre. Il questore di Padova ora ha disposto un provvedimento di allontanamento per i 2 Cinti, un 26enne e una 27enne che insieme ai 3 figli e al nonno avevano occupato il B&B di via Ponte Vigo d'Arzere. La famiglia era stata vista girare tra Padova e Cadoneghe dopo aver lasciato l'abitazione, nonostante avessero detto di voler far rientro a Trento, dove risultano residenti. Il proprietario del B&B ha stimato oltre 20.000 euro di danni e ha denunciato la famiglia per insolvenza fraudolenta, invasione di edificio e furto di energia elettrica, visto che si erano allacciati abusivamente alle utenze degli altri condomini. Nella soffitta del B&B i Cinti hanno anche lasciato una spranga e un piede di porco. Adesso torniamo nel Trevigiano. Soltanto sabato vi abbiamo raccontato di quindicenni che a Ponzano Veneto fermavano le auto con armi finte ma che sembravano vere, facendo dei posti di blocco così per gioco, per una sfida su TikTok, mentre a Montebelluna, meglio nella zona Caonada, sempre ragazzini minorenni hanno lanciato sassi, piastrelle contro una casa. Allora, Lucio Zanato è proprio a Montebelluna. Cosa è successo, Lucio?
Intanto buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Mi trovo lungo la via Schiavonesca Priula con un incrocio di via Caldimezzo. Praticamente siamo alle porte di Montebelluna e la zona è Caonada. Dietro alle mie spalle vedete la casa della famiglia Favoretto, che oggi, ti confermo, ha denunciato il fatto di cui hai anticipato. Questo è il piazzale dove sabato sera, piazzale di una pizzeria notissima della zona, sabato sera dei giovani, dei minorenni hanno sostanzialmente cominciato a lanciare dei sassi proprio dentro il giardino di quella casa, ma non tanto verso la casa quanto verso una lampada che era accesa, una lampada di design da usare come tiro a segno sostanzialmente per noia. Questo è sostanzialmente quello che è accaduto. Non sapendo cosa fare ha cominciato a prendere, non so se vedete lì in fondo c'è un container con dei calcinacci. Hanno cominciato a prendere quei calcinacci e hanno cominciato a lanciarli con l'idea di centrare questa lampada di design. Ovviamente è tutto questo intorno alle 8 di sera, mentre i genitori comodamente dentro la pizzeria stavano chiacchierando senza sapere cosa stavano facendo i figli. Per fortuna non hanno centrato la lampada, perché a un certo punto è uscito il cane della famiglia Favoretto, ha cominciato ad abbaiare, evidentemente i ragazzini hanno preso paura e si sono allontanati, non sapendo però che erano stati ripresi, e quindi sono stati immortalati dalle telecamere della famiglia, che ha presentato regolare denuncia, dicevo, questa mattina ai carabinieri, allegando proprio le immagini per cui sono assolutamente identificabili. La pizzeria non commenta il fatto, i carabinieri evidentemente adesso si recheranno dai genitori e la famiglia Favoretto ci ha detto sostanzialmente che ha raccontato questa cosa non tanto per i danni che tutto sommato sono stati limitati, qualche buca nel giardino e naturalmente ripulire tutto quanto invece come, diciamo, esempio per i genitori, perché facciano i genitori. Non è pensabile che il sabato sera i genitori mangino la pizza e i figli facciano danni in giro. D'altra parte questa è la generazione che contemporaneamente da altre parti fa i finti posti di blocco e insomma un ragionamento bisognerà pur farlo non solo in termini di sicurezza ma anche in termini di società e di comunità. A te la linea. Grazie a Lucio Zanato. E allora, l'abbiamo accennato prima, rivediamo quanto era successo a Ponzano, i quindicenni che per una challenge, come si chiama, su TikTok si sono vestiti da militari con armi finte ma che alle 5 di sera sembravano evidentemente vere e hanno fatto posti di blocco, pensate. Patente e libretto, armati di fucile, pistola Glock, vestiti da militari con mimetica, giubbetto antiproiettile, elmetto, giberne, provvisti di cartucci e visori notturni, fermavano le auto in transito su via Volta a Ponzano. Protagonisti 2 quindicenni di Treviso che con armi da soft air, fedelissime alle originali, hanno pensato di seguire un trend social, una challenge, fingendosi militari, improvvisando un posto di blocco. Erano le 17:30 di giovedì quando un signore a passeggio con il cane ha notato nella luce soffusa dei lampioni di sera 2 militari che camminavano armati di tutto punto per il paese ma privi di vettura. Insospettito ha allertato la polizia locale che ha colto in flagrante i 2 mentre fermavano un'auto al cui conducente veniva chiesto di mostrare patente e libretto. Quello che è successo è davvero sconcertante. Questi ragazzi non si sono resi conto che non era solo un gioco, è stato un atto, ritengo, scellerato, perché poteva portare a conseguenze anche peggiori. Armi, seppur finte, che sembravano vere, avessero fermato magari un malintenzionato, un ladro in fuga, visto il periodo anche sfortunato, questo periodo autunnale preserale in cui avvengono i colpi nelle case, o magari un agente di commercio che magari tratta preziosi e che ha armi con sé, a fronte di una persona che ti punta una pistola e che magari comprendi che effettivamente non è un carabiniere o non è un altro addetto alle forze dell'ordine, chissà che reazioni poteva capitare. I 2 minori fermati dalla polizia sono stati condotti in ufficio e, sentito il magistrato dei minori, denunciati a piede libero per minacce e usurpazione della funzione pubblica e riconsegnati alle famiglie. Non fa sconti il sindaco Baseggio. Io credo che manchi qualcosa in questa società, in questi giovani, ma anche nelle famiglie, perché non può essere che non ci si accorga che tuo figlio abbia armamenti del genere, vestiario del genere ed esca a fare bravate del genere.
Non possiamo dar sempre la colpa alla noia, alla mancanza di iniziative e di proposte. Qui mancano dei valori e ci si affida troppo spesso ai social, a questo mondo virtuale. La scelta fatta tantissimo tempo fa di togliere il servizio militare è stato un errore per quanto mi riguarda. Adesso bisognerebbe tornare in tempi brevi ad attivare un servizio che possa essere di servizio civile. Adesso la pagina degli incidenti. Ieri un grave incidente ad Arino di Dolo, siamo in A4, uno scontro tra l'area di servizio di Arino e lo svincolo per la 57 in direzione Venezia. 2 auto si sono scontrate e sono finite fuori dalla carreggiata, 5 le persone ferite. E vedete le immagini dei vigili del fuoco, 5 feriti fortunatamente non gravi, tra cui un bambino, presi in cura dal personale sanitario del SUEM e trasferiti per accertamenti in pronto soccorso. Sul posto la stradale e il personale ausiliario di autostrade, operazioni di soccorso terminate dopo circa 1 ora e mezza. Oggi pomeriggio invece nella chiesa di Trevignano alle 15 i funerali di Andrea Bedon, il 17enne morto in moto martedì scorso, lo ricorderete, era stato urtato, ecco queste sono le immagini dell'incidente, da una donna in auto e grande il cordoglio, una delle 4 vittime in una settimana nella Marca trevigiana insanguinata dagli incidenti, 3 di questi, lo ricordiamo, in moto e tutti giovanissimi. Oggi l'addio ad Andrea Bedon, dopodiché ieri c'è stata anche una fiaccolata per ricordarlo. E domani invece, perché purtroppo ovviamente dato la concomitanza, la vicinanza delle tragedie, sono ravvicinati anche gli addii. Oggi l'addio a Andrea Bedon, domani invece a Riesi Pio X i funerali di Simone Caico, il 18enne morto sulla Castellana, sempre in moto. Ebbene, Christian Arboit e Simone Meloni i giorni scorsi hanno incontrato la mamma di Simone Caico. Sentite le sue strazianti parole. È un vuoto incolmabile, non è un dolore che si può descrivere. Per un uomo e una donna che restano senza coniuge c'è la parola vedova. Per un figlio che rimane senza genitori c'è la parola orfano. Per dei genitori che restano senza i figli non c'è una parola. Assolutamente. Dopo Simone è il figlio che ogni genitore desidera. Quindi il vuoto incolmabile è una voragine infinita. Trova la forza di descrivere il proprio dolore Maria Rita Munisteri, la mamma di Simone Caico, il 18enne morto a Vedelago in sella alla sua Ducati dopo lo scontro con una Toyota. Mamma Maria Rita torna a quelle ore drammatiche, l'impatto in Castellana alle 8 del mattino con i familiari che hanno la conferma del dramma solo 3 ore dopo, quando il corpo del giovane è già stato portato via dal carro funebre. E che noi abbiamo preso la notizia dei giornali. Un dipendente di mio marito è andato lì e gli ha detto con le mani tremolanti, ha detto: ma tu sai se Simone è andato a scuola, se sta bene, se è tutto a posto? Ed è stato terrificante. Penso sia stata l'ora più brutta della nostra vita. I detenuti che mi dicono che i documenti non ce li avevano, dovevano chiamarci subito. Si è aspettato troppo. Troppo. Un'eternità. Niente sarebbe più cambiato, però averlo saputo dai giornali è stata una cosa triplicamente devastante. Le indagini intanto sono in corso per individuare la catena di responsabilità. Simone guidava una moto depotenziata, conferma mamma Maria Rita, che non nasconde l'amarezza per alcuni commenti sprezzanti apparsi anche in rete. Noi non abbiamo rimpianti come genitori, perché i figli è giusto che facciano la loro esperienza. È chiaro che sulle 2 ruote, quando ti hanno toccato anche una minima velocità, sei per terra e ti sei fatto male. Se va bene ti sei fatto male. Dopo la gravità dipende dalla velocità.
La prudenza non è mai troppa. I ragazzi, purtroppo, devo dire, con mio grande rammarico, pur essendo giovani, devono stare loro attenti agli automobilisti. La data dei funerali di Simone è stata fissata martedì alle 15 nella chiesa di Riese, dove la famiglia gestisce un noto panificio. Qui il 18enne non solo lavorava, ma progettava il proprio futuro. Era il suo mondo. Il suo mondo e il suo sogno, quindi. È il suo sogno, sì. Avevamo tanti progetti, sia lui che anche noi, come famiglia. Perché in fin dei conti, se si fa qualcosa, lo si fa sempre per i figli. È sempre stato il centro del mondo per tutti, sia per noi in famiglia che anche per gli amici. Sapere che ci sono delle persone che comunque hanno a cuore quello che ti è successo è incoraggiante. Un altro piccolo elefantino non c'è più. Davvero terribili domani i funerali di Simone Caico. E poi c'è la morte di Luca Gazzola, l'altra vittima, la quarta vittima in una settimana nella Marca trevigiana, a Masera, stavolta con l'auto lungo la Schiavonesca, la Schiavonesca Marosticana, scusate. Continua l'appello dei genitori che chiedono a eventuali testimoni di farsi avanti per chiarire le cause della perdita di controllo dell'auto del figlio. Si cerca una auto grigia, forse Luca è finito fuori strada proprio per evitarlo. Intanto il vice sindaco Sartor torna sul tema della velocità che rende molto pericolosa quella strada. Dai controlli che fa la polizia locale abbiamo auto di notte che sfrecciano a 180-190 all'ora, quindi purtroppo abbiamo un grosso problema di velocità su questa strada. Lo dice e lo ribadisce con forza Marco Sartor, vice sindaco di Maser. Sulla Marosticana Schiavonesca si corre tanto e senza rispettare i limiti. È il tratto che incrocia con via Sacconi, quello da cui parla, e dove ha perso la vita Luca Gazzola, 29 anni, mentre era a bordo della sua Spider. È la quarta vittima under 30 in una sola settimana. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli inquirenti e continua l'appello dei genitori che chiedono a eventuali testimoni di farsi avanti e chiarire se la perdita di controllo dell'auto sia stata causata da un'altra vettura. Quello che è certo è che quella è una strada dove la velocità è un problema serio. Questa è una strada che per un paio di chilometri è un rettilineo pericolosissimo dove ci sono dei limiti di velocità che non vengono rispettati. Ci sono auto che sfrecciano sicuramente sopra i 100 all'ora. 70 all'ora, ma basta una verifica sul posto, pochi minuti, per capire che quasi nessuno quel limite lo rispetta. Le rilevazioni grazie alle telecamere installate al semaforo di Coste lungo la provinciale, ma anche questo non fa desistere gli automobilisti a premere sull'acceleratore. Tematica cara all'amministrazione, quella della sicurezza stradale, che si sta impegnando per sensibilizzare anche i più giovani. Tra qualche giorno avremo una serata con i ragazzi dai 18 ai 21 anni appunto per sensibilizzare su quello che sono i pericoli della strada, assieme ovviamente con le forze dell'ordine, assieme con Guida Sicura. Faremo proprio una serata sulla guida sicura perché ai giovani, ma non solo i giovani, purtroppo il codice della strada non lo rispettano. Allora, la sicurezza stradale, ci sono oltre 1000 firme raccolte soltanto nel Trevigiano per chiedere l'introduzione della obbligatorietà dell'airbag per i motociclisti. In arrivo anche una piattaforma online per le sottoscrizioni, grazie anche all'impegno dell'Associazione Italiana Vittime della Strada e dei Veneti schiacciati dalla crisi. Allora, vediamo questo servizio, poi la pubblicità. Ripartiremo invece da un altro tema, quello della violenza sulle donne, con un caso a Padova e Gino Cecchettin nei giorni scorsi a Rosà. A fra poco. Potrebbe approdare in commissione lunedì 16 dicembre, 3 giorni più tardi, cioè giovedì, in Consiglio Comunale a Treviso per l'approvazione la mozione per chiedere l'introduzione dell'obbligatorietà dell'airbag per i motociclisti. Un provvedimento simile era già stato approvato dal Consiglio regionale nel 2021, un'iniziativa nata proprio in Veneto e che ha portato all'avvio di una raccolta firme voluta da Andrea Dan dell'Associazione Manuela Vittime della Strada. Oltre 1000 al momento le sottoscrizioni pervenute, anche grazie alla preziosa collaborazione con Mirella Tuzzato e con la sua associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi, al lavoro insieme all'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada per lanciare nei prossimi giorni una piattaforma online dove proseguire la petizione. Era previsto che si detassasse l'acquisto.
Ecco, per cui a secondo, in base, ecco, vedere qual è la tassazione, qual è l'IVA insomma che si deve pagare e quindi togliere l'IVA. Una volta chiusa la raccolta firme, Andrea Danna è pronto a consegnarla direttamente alla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Un'assunzione di responsabilità da parte dei cittadini di fronte ad una strage senza fine. Nel 2023 sono stati 734 i motociclisti che hanno perso la vita, 2 al giorno, e la Marca piange 3 giovanissime vittime decedute in sella alla propria moto in una sola settimana. Tutti sopportiamo la privazione di una vita, quindi conosciamo il peso umano della strage, e allora la sfida che ho cercato di diffondere nell'associazione è proprio questa: noi dobbiamo partire dal territorio, i problemi del territorio ci appartengono e ci dobbiamo mobilitare per risolverli. Airbag, formazione per i conducenti e ancora messa in sicurezza delle strade, gli interventi che l'associazione Vittime e Familiari della Strada chiede per raggiungere un solo obiettivo. Noi vogliamo chiedere innanzitutto vittime zero sulle strade delle nostre città entro il 2030. Aggredita in casa dal compagno che voleva costringerla a subire un rapporto sessuale. Una donna di 32 anni è riuscita a scappare e mettersi in salvo grazie all'aiuto di un passante che l'ha portata in ospedale. I fatti sono avvenuti a Padova. Nell'ultima settimana il questore Marco Dorisio ha emesso 19 misure di prevenzione di tipo personale, dando esecuzione a 8 ammonimenti per violenza domestica e atti persecutori. Il compagno della 32enne aggredita è stato denunciato e sottoposto ad un provvedimento di ammonimento. Sotto l'effetto dell'alcol ha strattonato la donna tirandola per i capelli, torcendole i polsi. Lei è riuscita a liberarsi e a chiedere aiuto ad un passante. Un altro provvedimento di ammonimento per violenza domestica ha riguardato un 26enne che davanti al figlio minorenne ha colpito più volte a schiaffi la compagna. Un 28enne invece ha preso a pugni e stretto le mani alla gola della compagna. Un 36enne invece è stato ammonito per varie aggressioni anche psichiche alla moglie, procurandole ferite su tutto il corpo. Stessa misura è stata disposta per un 34enne che ubriaco in più occasioni ha aggredito la moglie costringendola ad abusi sessuali. Un 22enne di Monselice invece, già allontanato dalla casa familiare, ha ricevuto il divieto di dimora e di avvicinamento alla madre, alla nonna e alla sorella. Un provvedimento di ammonimento per stalking invece è stato riservato ad un 44enne per comportamenti persecutori e continue minacce e aggressioni verbali verso l'ex compagna, portandolo ad una profonda prostrazione psichica. Noi viviamo il dolore internamente, però dobbiamo comunicare un messaggio, e per noi il messaggio è quello che incarnava Giulia, di una vita di amore, di altruismo e di rispetto per il prossimo. Un inno al rispetto, all'amore e alla libertà nel nome della figlia Giulia Cecchettin, la 22enne trucidata da Filippo Turetta un anno fa. Gino Cecchettin, che ha dato vita alla fondazione intitolata Giulia, ha riempito il teatro Montegrappa di Rosà, a Rosà perché si è voluta ricordare un'altra giovane donna scomparsa e poi ritrovata massacrata dopo mesi, anni di ricerche, Milena Bianchi. In questa occasione donne e uomini, ma soprattutto tantissimi ragazzi e ragazze hanno voluto esserci, ed è a loro che Cecchettin si è rivolto, a quelli che ha definito i genitori del futuro. E se riusciranno a capire quello che è il vero modo di intraprendere una vita vissuta in pienezza, saranno anche ottimi genitori e educati al rispetto del prossimo. Lei non ha mai parlato di odio, è un messaggio ancora più forte questo. Da esseri umani ci viene facile farsi prendere dalle emozioni negative, però farebbero più male a noi che agli altri, perché sappiamo che non possiamo metterle in atto, perché se le mettessimo in atto saremmo come il carnefice che mi ha portato via mia figlia, e quindi io mi sono salvato proprio eliminando questi sentimenti, cercando di ispirarmi a Giulia per fare qualcosa di positivo, fare anche nell'atteggiamento. Lei ha detto che non esclude di incontrare Filippo Turetta. Ho detto che c'è un percorso che bisogna fare e quindi questo percorso deve passare attraverso delle tappe, però io non lo escludo in questo momento. Coglie l'occasione per lanciare così un appello a tutte e tutti indistintamente. Quando vi viene facile un'emozione negativa, concentratevi su quello che avete più bello della vita e provate a vedere cosa ne esce. Siamo tornati in diretta con Focus TG, abbiamo visto dunque 2 servizi che riguardano la violenza sulle donne, un caso a Padova e poi Gino Cecchettin a Rosà. Ritorniamo alla cronaca proprio di queste ore, un intervento della Guardia di Finanza nel Bassanese.
Sono arrivate multe per poco più di 3.000 euro ad alcuni negozianti del Bassanese che hanno messo in vendita articoli non sicuri e in violazione delle regole sull'etichettatura. I finanzieri del gruppo di Bassano del Grappa hanno effettuato in questi giorni alcuni controlli sugli scaffali di diversi esercizi commerciali, riscontrando varie irregolarità. Sotto sequestro sono finiti più di 1.300 articoli, per lo più addobbi natalizi per la casa, oggettistica per allestire i presepi e numerosi giocattoli per bambini. Tutta la merce era potenzialmente pericolosa per la salute dei consumatori in quanto esposta alla vendita in assenza dei contenuti minimi delle informazioni prescritte dal codice del consumo. Mancavano in particolare le informazioni in lingua italiana riguardanti le precauzioni per l'impiego e i materiali con cui la merce era realizzata per evitare eventuali reazioni allergiche. La merce è stata tolta dal commercio e i controlli delle fiamme gialle continueranno anche nei prossimi giorni in tutto il territorio. La questione della sicurezza dei sanitari, c'è un video dell'aggressione subita dai sanitari dell'ospedale Borgo Trento, lo vediamo. Siamo a Verona, da parte di un cittadino marocchino di 34 anni, poi arrestato. Era successo venerdì sera, dopo essere stato regolarmente dimesso l'uomo ha aggredito l'addetto alla sicurezza scagliandosi poi anche contro gli agenti intervenuti per calmarlo. Il 34enne dopo le dimissioni si è ripresentato all'ingresso inveendo contro i medici, abbassandosi i pantaloni e lanciando 3 scatolette di tonno contro il personale, colpendo alla testa proprio l'addetto alla sicurezza. Poi ha preso a calci la porta scorrevole, altri danni ancora fino all'intervento della polizia con non poche difficoltà. L'uomo è stato infine accompagnato in questura e arrestato è uno solo dei tanti problemi che devono affrontare i sanitari in Veneto. C'è anche la carenza di infermieri nella sanità pubblica, ecco perché, e siamo nel Vicentino, l'ULSS Otto Berica ha già pronto il bando per l'assunzione di 60 studenti che si stanno laureando in questi giorni in infermieristica a Vicenza. Noi abbiamo affrontato la questione con il segretario provinciale del Nursind di Vicenza, Andrea Gregori. Sentite. SOS Infermieri nell'ULSS Otto Berica. L'infermiere è una figura fondamentale nella sanità, quindi questo è un allarme che va assolutamente ascoltato e merita una risposta urgente. Ne parliamo con il segretario provinciale del Nursind di Vicenza, Andrea Gregori. Quanti infermieri mancano nell'ULSS Otto Berica? Allora, nell'ULSS Otto Berica mancano 250 infermieri per dare seguito a tutto quello che è previsto dalla normativa regionale e nazionale in merito soprattutto all'assistenza territoriale. 250 infermieri, sono tanti gli infermieri che mancano nell'ULSS Otto Berica, che comunque è un'azienda che si sta attivando per colmare questo gap. Basti dire che se il 1° gennaio del 2024 gli infermieri in forza all'ULSS erano 2.619, oggi sono 2.641, ne sono stati assunti 120, al netto di quelli fuoriusciti ce n'è 22 in più. È già un primo passo. Sì, è un passo importante, assolutamente. Non penso che molte aziende possano vantare un saldo positivo ad oggi, anche perché le iscrizioni agli ordini sono sempre inferiori e le uscite sempre maggiori. Quindi le difficoltà delle aziende sono palesi, ma direi che l'azienda ULSS Otto Berica non sta lasciando nulla di intentato nel merito. Non sta facendo il possibile, non sta lasciando nulla di intentato, è proprio vero, tant'è che adesso ci sono 60 laureandi in infermieristica a Vicenza. L'ULSS Otto non ha aspettato neanche che avessero in mano la laurea e ha già emanato un bando per assumerli. È un passo importante, un segnale forte. Sì, un segnale forte dove sostanzialmente si mette in evidenza la volontà di assumere ancora infermieri e diciamo anche a questi 60 nuovi colleghi che l'ULSS Otto è un posto in cui possono avere anche delle prospettive di carriera grazie a tutta una serie di percorsi fatti assieme all'amministrazione sulla contrattazione integrativa. E proprio su questo bando per l'assunzione di 60 laureandi in infermieristica abbiamo sentito anche Leopoldo Ciato, che è il direttore amministrativo dell'ULSS Otto Berica. Sentiamo che cosa ha detto. Come azienda ULSS Otto Berica siamo pronti ad assumere 60 infermieri che si stanno laureando in questi giorni. I 60 infermieri potranno fare domanda già il giorno stesso della laurea. Sono già fissate le date del colloquio, il 12 e il 19 dicembre. In seguito al colloquio ci sarà l'assunzione.
quindi si entra in azienda come infermieri e si può ambire ad un percorso di crescita professionale nel corso del rapporto di lavoro con questa azienda. Il tutto in un'ottica di attrattività per la professione infermieristica, che sappiamo che in questo periodo sconta delle difficoltà a reperire infermieri nel mercato di lavoro, e quindi noi come azienda ci crediamo in questa professione, vogliamo essere attrattivi e vi aspettiamo nella nostra azienda Luslotto Berica. Ecco, queste le parole di Leopoldo Ciato, direttore amministrativo dell'Luslotto Berica. A questo punto il commento del Nursind. È una direzione con la quale abbiamo sempre collaborato per far sì che la nostra azienda sia attrattiva. Le parole del direttore confermano questa cosa ed è su questa prospettiva che noi cerchiamo di lavorare anche nei prossimi anni per dare respiro ad una professione che sta diventando asfittica. Così a Vicenza, ma poi invece a Padova, grande preoccupazione, siamo sempre in tema di sanità per molti pazienti diabetici della provincia. Il pensionamento di 2 medici infatti ha causato la chiusura, pensate, di 10 ambulatori periferici, a denunciarlo l'associazione Padova Bene Comune. Come Padova Bene Comune abbiamo avuto numerose segnalazioni, come anche l'associazione dei pazienti diabetici della provincia di Padova. Abbiamo avuto la carenza di 2 colleghi, perché su 10 medici che lavorano al servizio di diabetologia dell'ospedale ai Colli, 2 sono andati già in pensione da qualche mese e un altro andrà in pensione fra 2 mesi. Chiusi 10 ambulatori di periferia. È grave la situazione per centinaia di pazienti diabetici della provincia, come denuncia l'associazione Padova Bene Comune. Al pensionamento di 2 professionisti, questa per ora la risposta dell'ULSS 6. Chiudere gli ambulatori di periferia, soprattutto quelli di Cadoneghe, di 4 ambulatori al mese, quelli di Noventa Padovana 1 ambulatorio al mese, quelli di Via degli Scrovegni 4 ambulatori al mese. Significa circa 10 ambulatori al mese chiusi per centinaia di pazienti che non hanno più risposte in tempi certi. Un rischio per questi pazienti, sottolinea Antonino Pipitone, medico diabetologo. Diabetico è un paziente che ha una malattia cronica, bisogna controllarlo nel tempo perché c'è la possibilità di sviluppare le complicanze appunto croniche, malattie cardiovascolari, problemi al rene, problemi agli occhi, problemi di amputazioni. Quindi un paziente che non va controllato regolarmente rischia di avere queste complicanze e quindi un danno enorme per la persona, quindi per l'ammalato, e anche per la comunità, perché il costo poi diventa insostenibile. Immediata la richiesta di un incontro alla direzione dell'ULSS 6. Tra le varie proposte dell'associazione, una potrebbe essere percorribile in tempi rapidi. Possono chiedere ai colleghi che già lavorano al centro se vogliono fare per qualche mese delle prestazioni in più per andare in periferia a riaprire quegli ambulatori in attesa che arrivano, sperando, i nuovi colleghi diabetologi. C'è un altro grave problema che non riguarda soltanto il Veneto, ovviamente. Dopo quello della sanità c'è anche quello del sovraffollamento delle carceri. È un tema che abbiamo affrontato tante volte, tante le denunce in particolare sulla situazione al collasso nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia. Questa volta però il grido d'allarme arriva direttamente dai detenuti all'interno delle celle. Ai nostri microfoni in esclusiva, sentite. Siamo 280 detenuti su una capienza di 150. Le grida arrivano da una delle finestre sbarrate del carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia, in una fredda mattinata d'inverno, con la testa tra le sbarre per riuscire a farsi sentire. Alla vista delle nostre telecamere, alcuni detenuti ci chiedono di raccontare attraverso la loro voce le condizioni in cui si vive nella struttura. Molto male, rubano anche i soldi quando fai la spesa. Acqua alla spenta calda, il riscaldamento non funziona, i riscaldamenti non funzionano nei corridoi. C'è gente che deve non andare alla psichiatria, non qua a carcere, deve uscire da carcere, deve stare in psichiatria. Ci sono gente malati, ci sono gente che vogliono tutto il giorno suicidare. L'ultimo suicidio, lo scorso 5 novembre, il terzo nel carcere veneziano dall'inizio dell'anno, il 79esimo in Italia.
Una situazione al collasso, quella di Santa Maria Maggiore, che da tempo è sotto gli occhi di tutti, con le tante, troppe denunce, soprattutto nell'ultimo anno, di sindacati, politici, ma anche agenti di polizia penitenziaria, a loro volta in condizioni al limite, con turni di servizio e carichi di lavoro massacranti, oltre alle aggressioni. Marco, usiamo un nome di fantasia, ha 26 anni, poco meno di un anno, e potrà tornare libero. Ci racconta che così non è umano scontare una pena e lancia un appello, l'ennesimo. Chiediamo che sia sfollato un po' il carcere, perché siamo in troppi qui dentro. Un grido disperato, con la speranza che non resti tra quelle mura, e prima di rientrare nelle celle un pensiero dal carcere veneziano va a Giulia Cecchettin. Siamo tutti con Giulia, pace all'anima sua. Davvero impressionanti queste grida direttamente dal carcere. Cambiamo argomento, allora vediamo com'è andata la cosiddetta tempesta dell'Immacolata un po' nelle varie province del Veneto, a partire da Padova. Da nord a sud, giorno dell'Immacolata all'insegna del maltempo per la provincia di Padova, spazzata da forti raffiche di vento e dalla pioggia. Numerosi gli interventi nella bassa padovana. A est è aperto il COC dopo la caduta di 3 pini marittimi sulla rampa d'ingresso in città e la caduta di 2 alberi lungo la strada regionale 10. Alberi pericolanti e anche qualche palo della Telecom tra Ospedaletto Eogano e Ville Estense. A Megliadino San Vitale il vento non ha risparmiato neppure le decorazioni di Natale del municipio. Momenti di grande paura per una coppia di giovani di Rozzo a Testino che nel cuore della notte di domenica sono caduti con l'auto nel canale Condotto ingrossato dalla pioggia, riuscendo a mettersi in salvo a nuoto. Dalla bassa all'alta padovana, dove a San Giorgio delle Pertiche è stata chiusa una strada per la caduta di 2 pali telefonici, disagi anche a Villanova di Campo San Piero e Tre Baseleghe, dove sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Borgoricco. Questo nel Padovano, vediamo com'è andata invece nella Marca trevigiana e non solo, temporali, forti raffiche di vento, anche neve sulle prealpi, auto bloccate nella neve, piante e rami pericolanti, 35 interventi soltanto nella Marca, metà hanno regolato pali pericolanti, mentre dalla restante metà la rimozione di ostacoli dalla sede stradale, guardate. Circa 1 grado sotto zero, nevica adesso di nuovo in maniera molto moderata, bei fiocchi, circa 30 cm di neve al suolo, continua e dovrebbe continuare fino in prima serata qui. Neve sul Grappa, prealpi imbiancate, pioggia in pianura e forti raffiche di vento, oltre 100 interventi dei vigili del fuoco in tutto il Veneto, 35 nella sola provincia di Treviso, tra auto rimaste bloccate nella neve, alberi e rami spezzati, recinzioni abbattute. Nella domenica dell'Immacolata il maltempo anticipato dall'allerta gialla diramata dalla regione si è abbattuto con particolare intensità sulle province di Padova, Rovigo e Venezia, tanto da costringere a sollevare il Mose per salvare la città dall'acqua alta. Le paratoie mobili si sono alzate prima dell'arrivo del picco massimo di marea, che nella laguna interna è rimasta così intorno agli 80 centimetri. Sulla terraferma i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per rimuovere rami e piante pericolanti, ma anche per danni causati dall'acqua. La neve più copiosa è caduta sull'altopiano di Asiago, ben 45 centimetri, sul massiccio del Grappa, sulle prealpi veronesi, meno intense le precipitazioni sulle Dolomiti. Spazzaneve in funzione, inevitabile che soprattutto in collina qualcuno rimanesse bloccato con l'auto, come è successo a Pian delle Femmine tra Revine e Limana in piena notte. 2 ragazzi non sono più riusciti a procedere con la loro vettura e sono stati tratti in salvo dai pompieri. A Fregona, strada del Pizzoc chiusa in via precauzionale. Il timore è che il manto stradale ghiacci, diventando ancora più pericoloso. L'appello è quello di non avventurarsi in collina o in montagna se non adeguatamente attrezzati. Al di là della questione sicurezza e prudenza che ci va sempre, la neve che arriva seppure in quota ci ricorda che siamo vicini ormai al Natale, ormai le festività ci sono già le corse ai regali e ci sono anche degli aumenti che mandano un po' in crisi il nostro giro a Bassano del Grappa. Aumenta il costo del caffè, si segnalano aumenti in generale che vanno dalle bollette fino ai beni di prima necessità. Come si affronta questo Natale alla luce di queste spese? Allora, al di là che aumentano il caffè o le bollette, il peggio è che le buste paga oppure le pensioni rimangono sempre allo stesso livello, perché giustamente
un caffè, chi lo prende deve pagare il fornitore, deve pagare il locale, deve pagare il personale. Uno che prende la pensione, che è sempre quella, non può andare a bere il caffè tutti i giorni. A cosa si rinuncia magari? Alle piccole spese extra, solo a quello. Dopo niente di particolare. Come si fanno a quadrare i conti per questo Natale? Si rinuncia a qualcosa? Ma probabilmente sì, ma per il caffè, per lo spritz i soldi ci sono sempre. Per il bar, i ristoranti, i viaggi, i soldi ci sono sempre. Come si fa a far quadrare un po' i conti in questo Natale? Si mangia meno, si rinuncia a qualcosa, magari ai dolci e così. Si mangia un po' più. Va bene che costa anche la verdura adesso, costa tutto. Ma al caffè al bar lei rinuncia, ad esempio? Qualche volta lo prendo, qualche volta no. Senta, ma lei al caffè al bar, visti un po' gli aumenti in generale, rinuncia o no? Quando il caffè è buono, no. Giustamente, la saggezza. Allora, c'è chi va in questo periodo ovviamente a fare compere, a fare acquisti e purtroppo anche c'è chi si diverte a lanciare degli allarmi bomba magari nei centri commerciali. Allora è accaduto questa mattina poco dopo le 10 a San Biagio di Callalta, siamo nella Marca Trevigiana, nel centro commerciale Tiziano di San Biagio di Callalta. Ebbene, una voce di un uomo ha annunciato la presenza di una bomba all'interno del supermercato Conad che si trova all'interno del centro commerciale. Ovviamente è scattato l'allarme. È stato fatto precauzionalmente evacuare il centro commerciale da parte dei carabinieri di Treviso e San Biagio di Callalta per fare una bonifica, al termine della quale non è stato ritrovato nessun involucro sospetto. Dall'ascolto della registrazione della telefonata i carabinieri hanno riconosciuto la voce di quest'uomo, già conosciuto per altre situazioni del genere, e ha ammesso di aver fatto la telefonata, pensate, per protestare contro una presunta ingiustizia ricevuta da parte dell'INPS. È un 57enne di San Biagio di Callalta che ovviamente sarà denunciato per procurato allarme alle autorità. Capita anche questo. Adesso di nuovo in pubblicità, ripartiremo dalla politica. Come sapete, circolare del Viminale nei giorni scorsi per lo slittamento delle elezioni nei comuni, anche del Veneto ovviamente, dove si votò nell'autunno 2020, nell'autunno 2021 causa Covid, quindi ci sarà una proroga di 6 mesi oltre la scadenza naturale per questi comuni e ovviamente siccome si parla del 2020 e del 2026, è per esempio il caso di Venezia che andrà al voto nella primavera 2026, molti hanno pensato e potrebbe succedere per la regione. Allora dopo la pubblicità ripartiremo proprio da questa ipotesi regione con i partiti che parlano e poi vediamo quali sono nel dettaglio i comuni che andranno al voto nel 2026 e nel 2027. A fra poco. Non è che si possa procrastinare di molto la durata della legislatura e credo che ci vorrà un confronto tra le forze politiche perché allo stato attuale diciamo le elezioni regionali il Consiglio regionale già ha avuto una durata diciamo superiore in precedenza e quindi potrebbe essere un'anomalia dal punto di vista del funzionamento delle istituzioni. L'auspicio del segretario regionale del Partito Democratico Andrea Martella è che per le regionali in Veneto non accada quanto previsto per i comuni andati al voto in piena emergenza Covid nell'autunno 2020 e 2021 e per i quali il Viminale ha previsto una proroga di 6 mesi, anche perché, spiega il senatore Dem, il percorso per le regionali è diverso da quello per le amministrative. Le regioni possono indire autonomamente le elezioni, si è votato in autunno anche in questo turno elettorale per modificare diciamo la previsione che al momento è per l'autunno del 2025 ci vorrebbe una legge nazionale o un decreto
da convertire in legge da parte del governo, mentre, come ho detto, per i comuni avviene già con le leggi che sono in vigore. Quindi non so se sarà così. Al momento non c'è nulla di ufficiale e sia centrodestra che centrosinistra stanno lavorando in vista della scadenza naturale del 2025, ma non si può negare che lo slittamento alla primavera 2026-2027 per le amministrative potrebbe fare da apripista ad un rinvio anche delle elezioni in Veneto, dove si era andati alle urne nel settembre 2020. E non credo che cambi tantissimo. Credo che la cosa più importante sarebbe quella di riaccorpare le elezioni in una finestra durante l'anno, perché abbiamo visto tanta disaffezione da parte anche dell'elettorato. Io credo che concentrare le elezioni magari in un election day all'anno potrebbe essere utile e non farebbe vivere questo paese in una campagna elettorale costante. Non credo sarebbe un grandissimo problema, nel senso che il centrodestra governa già questa regione, lo fa dalla notte dei tempi. Sapere che possa farlo con un governatore o con un altro per pochi mesi credo non ci cambi nulla. Quello che cambia è che non dobbiamo dedicarci costantemente alle campagne elettorali. Una proroga che potrebbe cambiare gli equilibri tra i partiti e all'interno delle stesse coalizioni. E non c'è dubbio che il 2026 è veramente un tempo politico lontano, rispetto al quale possono succedere tante cose dal punto di vista internazionale, dal punto di vista della tenuta stessa di questo governo. Nessuna preoccupazione in tal senso per De Carlo e Villanova. Io credo che dal nostro punto di vista non cambierà molto, nel senso che per noi il prossimo candidato alla presidenza dovrà essere un leghista e quindi penso che sia ottobre 25 o primavera 26 questo non cambierà, quindi continueremo a lavorare per arrivare a questo risultato. Troveremo il miglior candidato. Credo che il miglior candidato lo sia che si voti ad ottobre 2025 che si voti a febbraio-marzo del 2026. 2020 e 2021. Il Covid continuava a registrare contagi e purtroppo vittime. Le misure di prevenzione molto rigide, una situazione che portò alla decisione di far slittare le elezioni amministrative dei comuni al voto in quel periodo nell'autunno del 2020 e del 2021, quindi oltre la finestra elettorale normalmente indicata dalla legge per le votazioni è prevista tra il 15 aprile e il 15 giugno. Per queste amministrazioni locali sono arrivate ora importanti novità. Con una proroga di 6 mesi per il ritorno alle urne. Significa che i comuni nei quali si era andato a votare nel settembre 2020 saranno chiamati nuovamente ad esprimersi per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale nella primavera del 2026, mentre quelli andati al voto nell'ottobre 2021 torneranno ai seggi nella primavera 2027. Le prefetture sono state informate della decisione del Viminale attraverso una circolare che fissa le nuove scadenze. In Veneto ad essere coinvolti oltre 120 comuni. Furono 40 quelli andati al voto nel 2020 e 83 nel 2021, numeri che potrebbero subire qualche modifica, visto che nel frattempo ci sono stati accorpamenti o commissariamenti. Tra le amministrazioni che nella primavera 2026 andranno nuovamente alle urne spiccano Venezia e Castelfranco. L'anno successivo, tra gli altri, toccherà Conegliano e Chioggia. Allora siamo tornati in diretta, questo è il caso dunque dello slittamento del voto. Andiamo invece adesso a Vicenza per parlare della protesta in strada Cattaneo nei giorni scorsi dei residenti del quartiere San Lazzaro. Uno storico supermercato della zona è stato chiuso, gravi le conseguenze lamentano i cittadini più anziani, si teme anche ovviamente per l'arrivo di ulteriore degrado. Tornano in strada Cattaneo i residenti del quartiere San Lazzaro, allarmati per la chiusura dello storico supermercato della zona, vero e proprio negozio di vicinato indispensabile soprattutto per i cittadini più anziani. 2 mesi fa si erano mobilitati chiedendo alla proprietà di ripensarci, garantendo magari un piccolo punto vendita di prodotti essenziali. Una petizione era stata promossa anche dagli esercenti delle piccole attività della zona, preoccupati assieme ai cittadini per il potenziale degrado che un grande immobile chiuso senza prospettive potrebbe attirare. Certo che sì, questo è un problema, adesso per il momento lasciano le luci accese e l'allarme è acceso, ma poi cosa succederà? Se la proprietà decide che di non fare più questo, sicuramente si creerà un posto veramente che può attirare delle persone che hanno bisogno di un tetto, di un posto caldo, di un posto riparato dalla pioggia, che è legittimo, però qua sinceramente rischiamo questo, insomma. Il quartiere sta morendo
piovendo, c'è un disagio soprattutto nelle persone anziane, il resto di quello che sta succedendo qui nel quartiere pomeriggio già verso le ore 17 è completamente morto in balia di chi passa, i negozianti hanno paura, si chiudono dentro nei negozi, alcuni anch'io non vale neanche più la pena tenere aperto il pomeriggio, sia perché non c'è più persone che passano e c'è anche la paura e il disagio perché non ti senti protetto. Poi va un po' in degrado perché poi qualcuno, non so, il fiorista, il camion del pesce, tende ad andare in degrado la zona e morire, è un peccato. Sì, certo, perché 49 anni, dispiace, insomma, qua si veniva a piedi. Stamattina eravamo in tanti, c'erano tantissime persone anziane che nonostante tutto, anche nonostante la difficoltà, sono uscite proprio per dire la loro, no? Sono persone che sono abituate a venire qui per relazionare, poi col loro carrello andavano e venivano comodamente, adesso non lo possono più fare. Crediamo comunque, il messaggio principale, che sia una grossa responsabilità non prendersi cura di questo luogo e soprattutto di questo buco che resta nella città, in un quartiere così abitato, così, insomma, con le difficoltà che ha, non è possibile lasciare che le cose vadano così, ma bisogna prendersene un po' a cuore e vedere di fare quello che un po' i cittadini richiedono. Le ragioni della mobilitazione dei cittadini nel quartiere San Lazzaro approderanno nuovamente in Consiglio Comunale, presentata una nuova interrogazione da Raffaele Colombara che chiederà risposte alla Giunta. I cittadini presenti stamattina manifestano appunto la loro preoccupazione e questo a distanza ancora di 2 mesi vuol dire che la questione non è una questione solo commerciale, è una questione sociale, nel senso che questo è un luogo che era e vorrebbe ancora rimanere un luogo centrale nel quartiere. Per questo ripresenterò una interrogazione ancora in amministrazione per capire che cosa è stato fatto in questo tempo, perché ci risulta che altri soggetti siano interessati a venire qui. Ci risulta però che sia già stato rinnovato il contratto, vorremmo capire se è così, capire anche quali tempi ci sono per poter invece dare una risposta all'unica esigenza che ha il quartiere, quello di avere un posto per alimentari. Altre cose non interessano qui, e il servizio che si vuole è questo, e quindi è questo che noi chiediamo all'amministrazione di muoversi in questo senso. Da Vicenza a Bassano, al Bassanese, bordate, ripetizione tra il sindaco di Romano Simone Bontorin e il consigliere bassanese Gianluca Pietrosante. Il tema resta quello dei vigili e dell'Unione Montana. Il Comune di Romano è autonomo per la polizia locale, si arrangia in tutto e per tutto. Una cosa chiede l'Unione Montana e lo paga dei funzionari che sono in ufficio per fare il servizio dei verbali e di conseguenza questa è l'unica cosa che tra l'altro rende molto all'Unione Montana e per la quale sicuramente non si vanno a sottrarre energie tecniche e risorse umane al Comune di Bassano del Grappa. Va dritto al punto Simone Bontorin, sindaco di Romano Dezzelino, punzecchiato nelle scorse ore dal consigliere bassanese Gianluca Pietrosante sul ruolo di Bassano e della polizia locale cittadina nel sodalizio intercomunale. Va dritto al punto, dicevamo, e si toglie pure qualche sassolino istituzionale dalla scarpa. Tutta la querela è partita all'interno del Consiglio dell'Unione Montana e come ho detto in quell'occasione, come mi suggerisce il Sergio Mattarella, nostro presidente alle mie spalle, il rispetto istituzionale è dovuto al Comune di Bassano del Grappa. Altrettanto non si può dire di quello che dicono i consiglieri, magari non informati. Pietrosante secondo me non è abbastanza informato rispetto a quella che è la situazione dell'Unione Montana e rispetto a quello che il Comune fa, il Comune di Romano fa. Bontorin apre le carte e fa pure i conti. Il Comune di Romano Dezzelino dal 2019-20 al 2024 ha dato alla Unione Montana per servizi amministrativi di verbali la bellezza di 30-90 mila euro all'anno in base al numero di verbali che facevamo e ha chiesto e pagato 100 ore al massimo all'anno. Credo che non siano quelle 100 ore all'anno su oltre 32 mila ore che svolgono i vigili dei Bassano del Grappa in città che vadano a cambiare la situazione o la sicurezza di quella città.
A questo punto si riapre la discussione, comunque mai silenziata, sull'opportunità o meno di mantenere la locale di Bassano nel cuore dell'Unione Montana. È utile una serie di polizie locali che si fermano al confine e che devono trovare il modo per accordarsi, o sarebbe migliore una polizia locale comprensoriale che possa anche travalicare i confini e avere indicazioni chiare dai sindaci che sono i sindaci di quei territori? Ecco, su questa cosa posso dare ragione a Bassano, forse c'è bisogno di maggiore comunicazione tra loro e il comando dell'Unione Montana. La stoccata finale ricorda il gelo calato sui rapporti fra comune e comando di polizia locale dopo i blitz contro i bar bassanesi che servivano alcolici ai minori. Ancora da Bassano, consiglieri a distanza, accordo chiuso, se ne riparla in Consiglio, dove il provvedimento dovrebbe trovare l'unanimità. Dopo un infinito ping pong, la politica cittadina trova una quadra sul regolamento che permetterà ai consiglieri comunali di seguire e votare alcune sedute dell'Assemblea cittadina pur non essendo fisicamente presenti in aula. La commissione di giovedì ha varato la norma, trovando una rara unanimità di giudizio. È un fatto sicuramente positivo che nasce però, va detto, dalla scelta del gruppo consigliare di maggioranza che convintamente ha aperto un dialogo con le minoranze e questo ha prodotto questo risultato positivo che chiuderemo l'anno con un voto unitario. Se su alcuni temi maggioranza e opposizione sono più lontani che mai e su altri si troveranno di certo nuovi solchi da scavare, il regolamento sui consigli e sulle commissioni a distanza mostra ancora una volta che l'arte della politica si chiama compromesso. È la logica del compromesso, cioè l'ABC della politica è aprire dialogo di compromesso tra maggioranza e opposizione per produrre una buona politica. Dal punto di vista politico questo accordo apre uno scenario nuovo nel quale anche altri motivi di scontro potrebbero diventare un ponte fra maggioranza e opposizione. Con questo accordo apriamo un sentiero che va sicuramente allargato rispetto ai grandi temi della città, in cui i tavoli che il sindaco Finco ha messo in atto per quanto riguarda temi importanti come la scuola possono trovare in quella sede la realizzazione di una convergenza. Non ci sono due verità rispetto ai problemi di Bassano, ce n'è una sola. Torniamo a Vicenza, parliamo del ponte di Ospedaletto, approvato il progetto esecutivo da 250.000 euro, un intervento che metterà in sicurezza l'intera rampa. I lavori saranno terminati per la prossima primavera. Due quartieri, un solo mondo diviso da un ponte. Bertesina e Ospedaletto, i binari in mezzo, una spaccatura ricucita dal cavalcaferrovia. Da febbraio, quando col maltempo si è aperta una ferita sull'asfalto della rampa del ponte, si procede a traffico alternato, ma fino a quando? Già, perché questa è la domanda che i cittadini hanno rivolto al comune. Senso unico alternato, code nelle ore di punta, inquinamento. Tutti i giorni questa agonia, tutti i giorni andata e ritorno. Aspettiamo soluzioni veloci, urgenti e non abbiamo più pazienza di aspettare. Bene, questa è la voce dei cittadini. Adesso è tempo di risposte. L'assessore ai lavori pubblici di Vicenza, Cristiano Spiller, oggi annuncia che la Giunta ha approvato il progetto esecutivo da 250.000 euro che prevede la sistemazione e la messa in sicurezza del ponte che unisce Bertesina e Ospedaletto. Il ponte non ha problematiche, il manufatto quindi che passa al di sopra della ferrovia non ha problemi, per questo l'abbiamo sempre lasciato percorribile. Il terrapieno presenta una serie di criticità particolarmente dovute alla elevata inclinazione delle sponde che favoriscono i cedimenti laterali. Ci sono stati rilevati anche altre problematiche come queste tane, questi buchi creati e scavati all'interno della terra che probabilmente hanno contribuito a peggiorare la situazione. L'intervento che andremo a fare, che è complessivo, per cui abbiamo destinato una somma di 250.000 euro, risolverà completamente la situazione su quella parte di rampa e potrà appunto metterla in sicurezza non solo per i prossimi mesi o anni, ma per lungo tempo. Un intervento complesso che ha richiesto mesi di indagini tecniche da parte degli specialisti a cui il comune si è affidato. È previsto l'inserimento di 120 pali metallici della lunghezza di 6 metri e una nuova cordonatura per consolidare l'intera rampa ed evitare possibili futuri cedimenti. Il progetto che abbiamo approvato è esecutivo, quindi può andare in gara, bisognerà quindi trovare l'impresa, concordare i tempi di intervento. Contiamo che per la primavera l'intervento possa
possa essere iniziato e concluso. I lavori comunque non sono rapidissimi, hanno bisogno di 4 mesi di lavorazione che contiamo comunque di poter eseguire lavorando da sotto il ponte, quindi permettendo anche durante i lavori il senso unico alternato. Per un progetto che è esecutivo, un progetto che è ancora in alto mare, siamo a Treviso, è il progetto del Park Vittoria, contestatissimo tra l'altro dalle opposizioni da una parte dei cittadini. Le alternative, dice il Comune, ci sono e si stanno già verificando la fattibilità in 2 siti, lo ha annunciato proprio Mario Conte, il sindaco. Anche per il primo cittadino i tempi si stanno ormai allungando troppo. Se riusciremo a trovare un'alternativa da un punto di vista numerico abbastanza grande da dar risposta in modo importante ai parcheggi sia per i residenti sia per i commercianti, non escludo che sia anche alternativa al Park Vittoria. In diretta a Prima Edizione il sindaco di Treviso Mario Conte annuncia che il comune è pronto a lasciare il progetto del Park Vittoria se l'opera dovesse andare per le lunghe. Delle alternative sono già state individuate in spazi pubblici che il sindaco al momento non svela e su cui è già in corso uno studio di fattibilità. Non attenderò i tempi biblici della sovrintendenza, o ci dicono sì e allora andiamo avanti contenti, convinti di dare una soluzione, se ci dicono no o ci dicono di aspettare, nel frattempo cercheremo altre soluzioni in ambito pubblico che noi abbiamo già in testa e che stiamo valutando da un punto di vista della fattibilità. Che tempo si dà? Che limite si dà di attesa? Il tempo è già scaduto. Servono nuovi parcheggi per residenti, commercianti e turisti e servono in fretta, continua Conte, incalzando la soprintendenza. Fondamentale avere a stretto giro una risposta sulla fattibilità del parco interrato, sia essa positiva o negativa. Decideremo come muoverci, ma nel frattempo stiamo anche sondando, analizzando e facendo degli studi di fattibilità delle soluzioni o alternative o complementari. Quanto al contratto che pende col privato sul Park Vittoria, per scongiurare la penale e con essa il danno erariale, in caso quell'opera venga cassata ci sarebbe un'unica via da seguire. Dobbiamo per forza andare d'amore e d'accordo con coloro che hanno questo contratto e quindi dei diritti acquisiti sulla base di questo contratto. E una strada potrebbe essere far realizzare i nuovi parcheggi a loro? Certamente sì. Cioè le alternative eventuali al Park Vittoria andrebbero ridiscusse con loro che vantano dei diritti. Questo potrebbe essere una maniera per uscire da questo. Loro saranno protagonisti insieme all'amministrazione di un eventuale nuovo piano parcheggi, ripeto, eventuale o complementare. Siamo abituati ormai a pagare con il bancomat anche nei bar, anche per un semplice caffè. A volte ovviamente i baristi storcono il naso, ma non siamo abituati ancora a fare le offerte in chiesa con il bancomat, eppure potrebbe succedere a Mestre e dintorni. La Chiesa deve mostrare il segno di saper tenere in qualche modo il passo della gente. Dunque se una volta si è passati dal baratto alla carta moneta e la Chiesa ha mantenuto vivo il rapporto con la gente, in questo caso anche adesso forse sarebbe il caso di mantenere il segno di una Chiesa capace di dialogare con la vita della gente. E stare al passo include anche le offerte dei fedeli durante la messa, che come propone Don Gianni potrebbero avvenire tramite pagamenti digitali. Pagamenti tracciabili educano ad essere molto più lineari anche di fronte allo Stato, di fronte alla legge, e per questo motivo anche educativo sarebbe importante forse che anche da parte nostra la parrocchia potesse dare l'esempio, così con un segno umile. Si tratta di trovare il mezzo, le applicazioni, il QR code per essere più, come dire, attenti alla sensibilità della gente, perché in qualche modo il bancomat comporta sempre un sacco di spese ulteriori, no? Mentre invece ci sono molte altre strade che rendono tutto più agevole, più libero, più sereno. Le offerte riguarderebbero anche altri aspetti della vita comunitaria, come l'accensione di candele votive o il contributo per opere caritative. La gente ci sta sostenendo davvero molto e anzi noi siamo in grande debito, perché anche con tutti gli ultimi lavori che abbiamo fatto
la gente non solo ha aiutato, ma si è resa proprio protagonista. Uno dei fattori che ha spinto verso questa riflessione è stata la pandemia, che ha accelerato la transizione verso metodi di pagamento elettronici, ma Don Gianni rassicura chi volesse continuare col vecchio sistema. Gli anziani possono continuare a vivere come hanno sempre fatto, usando la loro moneta. Io ho avuto con me mia madre e mia madre credeva proprio soltanto alla carta. Dopo il Covid, francamente, vedo che anche molte persone anziane hanno cominciato a fare affidamento su altri dispositivi. Dobbiamo trovare uno strumento adeguato. E poi la proposta parte sicuramente, ma non siamo mica i primi. Vedo che tante altre parrocchie in Italia hanno già mosso dei passi notevoli in questo senso e credo che si possa in qualche modo fare come gli altri, un passo anche noi umile. Siamo in chiusura, però parliamo dei presepi, o meglio di una mostra dei presepi allestita nel convento trevigiano dei frati carmelitani, che è stata inaugurata ieri. No, non vediamo questo servizio perché non c'è. Allora vi faccio vedere un'altra cosa, se chiedo alla regia se è possibile andare a vedere questo servizio che riguarda la parità di genere con un convegno della Camera di Commercio che è la prima in Italia a ottenere la certificazione. Sono 1666 in Veneto i siti produttivi certificati per la parità di genere su quasi 540.000. A Treviso se ne contano 211, mentre a Belluno 46. Numeri che si traducono in uno 0,3% delle aziende presenti nelle province di Belluno e Treviso ad aver intrapreso e ottenuto il certificato per la parità di genere, obiettivo inserito nell'agenda ONU 2030. Percentuale ancora bassa, ma secondo le rilevazioni in rapida crescita. Ad ottenere la certificazione nel 2024 anche la Camera di Commercio Treviso-Belluno. Un riconoscimento importante perché è la prima Camera di Commercio in Italia che ha fatto questo percorso. Noi ci abbiamo sempre creduto come Consiglio, come Giunta per arrivare alla certificazione della parità di genere, perché questo porta anche a dei benefici sia all'ente sia anche alle imprese che adotteranno questo percorso e che arriveranno alla certificazione con degli sgravi fiscali, con delle punteggi maggiori per i bandi pubblici. La certificazione per la parità di genere infatti offre molte opportunità e miglioramento della produttività. L'ente durante il 2024 ha infatti riscontrato un più 23% di fatturato. Uno strumento da adottare e invito tutte le imprese a mettere in campo la parità di genere. È un valore aggiunto che diamo all'impresa. Assicurare un clima dove ci sia uguaglianza, assicurare tolleranza zero verso le discriminazioni, le disuguaglianze, assicurare per le nostre appunto dipendenti sicuramente degli istituti, delle misure che permettono di agevolare il loro ruolo di madri con quello appunto di professioniste. Dallo smart working ai congedi fino ad arrivare alla settimana lavorativa di 4 giorni, il Comitato Guida per la parità di genere all'interno dell'ente ha il compito di personalizzare l'offerta lavorativa sulle necessità dei lavoratori e monitorare, grazie a una piattaforma dedicata, eventuali discriminazioni che una lavoratrice subisce in azienda. Intanto la Camera di Commercio è pronta ad estendere la cultura della parità anche alle imprese del territorio. Poter fare rete e estendere ancora alle istituzioni, provincia, Veneto Lavoro, tutte quelle istituzioni che possono agevolare la diffusione e la promozione della parità di genere. In chiusura un aggiornamento di cronaca dalla Repubblica con l'esplosione in un deposito Eni a Calenzano, siamo in provincia di Firenze, 2 morti, 9 feriti e 3 dispersi, chiusa l'uscita A1 e stop ai treni regionali. La protezione civile che avverte i cittadini: tenete chiuse le finestre. Soccorsi scattati immediatamente, una nuova tragedia, non è chiaro ancora cosa è successo, ma se non che c'è stata questa tremenda esplosione con 2 morti, 9 feriti e 3 purtroppo dispersi. Siamo a Calenzano, in provincia di Firenze. È tutto per Focus TG, questa sera vi ricordo Focus con il direttore Luigi Baciali. Arrivederci.